porto in Ancona è stato sempre il cuore della città, tanto più lo era in quegli anni, gli anni 40, gli anni della guerra, dove al cantiere navale lavoravano già allora quasi 2000 persone. Lei immagini una città di 40.000 abitanti, 2000 persone che lavoravano qui e poi i portuali, i scaricatori di porto, come si chiamava, la compagnia portuali, e poi tanti altri, cioè il porto era il cuore pulsante dell'economia della città e dove c'erano dunque tanti lavoratori che furono come possiamo chiamarlo, oggi si direbbe lo zoccolo duro della resistenza. Tanti di loro, dal cantiere appunto ai portuali, ma anche ai militari che stavano, mi raccontava prima Paolo Lucarini che quando c'è stato, dopo il bombardamento del 1° novembre, qui era quasi tutto diroccato, c'erano caserme militari e i gappisti, i partigiani vennero qua a prendere le armi da dentro le caserme che furono poi trasportate ai centri di smistamento dai pompieri, con le autobotti dei pompieri. Questo dice come c'era stata una partecipazione così corale, quindi il porto, cuore della città, cuore anche della resistenza. Ci sembrava giusto segnalarlo anche fisicamente con il cibo che oggi andiamo a scoprire. Contributo che la partecipazione nostra dei ragazzi del porto, quanto è stato l'8 settembre, siamo andati nelle caserme, c'avevo la caserma della milizia, la caserma della marina e della finanza. Abbiamo preso le armi, le abbiamo messe sul maceronde, allora c'era il maceronde e alla sera, sul tardi, passate le autobotti dei vigili del fuoco e queste armi sono sparite, sono state portate via con la collaborazione dei vigili del fuoco. E lì la resistenza, questa qui la resistenza aveva delle origini enormi, aveva delle ramificazioni, non come era nata dal PC come partito comunista, ma maggior parte c'era tutto l'antifascismo. Poi abbiamo portato via le armi perché sapevamo che dovevamo andare in montagna, perché questo qui per difendere ancora, perché quando qui c'è stato l'8 settembre, il 25 luglio, il colonnello Tomasi era stato dato il mandato da parte del comitato antifascista da trattare con il distretto militare per armare la popolazione. Invece ci siamo trovati i tedeschi all'interno di Ancona e da già noi avevamo portato via tutte le armi che c'era, quello che avevamo portato via le avevamo portate via. In più, quando l'8 settembre c'è stato che venivano dalla parte della Jugoslavia, noi aspettavamo i ragazzi che venivano, ci davano le armi, noi davamo le scarpe, davamo i vestiti. Questo qui è stata proprio una partecipazione democratica di tutta la popolazione.